Il tornado sulla riviera del Brenta, la ricostruzione nei comuni colpiti procede, nonostante la burocrazia, gli imprenditori si sentono abbandonati ma non si arrendono. Milvandriolli. Siamo un po' giù di morale perché sappiamo che siamo da soli. La cosa peggiore che si può avvertire è questa sensazione qua, di essere stati abbandonati, siamo soli. Le telecamere a circuito chiuso che non restituiscono alla paura di quell'8 luglio, solo immagini, niente audio. Via Primo Maggio a Dolo, passa da lì il tornado che si porterà via 91 pannelli e motori dal tetto del capannone. Bilancio 70.000 euro di danni, in parte coperti dall'assicurazione. L'azienda di Maurizio Keber, leader mondiale nella produzione di macine per caffè, è ripartita alla grande, oltre 1 milione di utili lo scorso anno. All'ingresso il vestino di San Marco, lui si fa capofila della protesta a nome degli altri imprenditori meno fortunati, più moderati o che si sono arresi. Cosa si aspettava dallo Stato? Perlomeno che ci sgravasse da quello che è la tassazione per la ricostruzione, invece qua hanno pagato tutto, cioè ci hanno tassato un'altra volta. Lei pensa che sia stato un trattamento riservato ai veneti? Ma non credo che sia per i veneti, però tutti pensano che il Veneto ce la faccia sempre da solo. E con la storia che tanto i veneti non si lamentano, la storia continuerà sempre così. L'idea sta germogliando di una grande manifestazione su più giorni prima della ricorrenza per raccogliere altri fondi e aiutare altre famiglie. Si sta lottando per loro e anche per i privati.